buonasera a tutti. Guardate, per me piacerebbe parlare di Siamo, ma non sei ancora al momento. Parliamo in toscano. Senza una cortesia personale. Io parlerò, voi, anche se siete d'accordo con me, per il momento non fate applausi, fateli alla fine. Vediamo se riusciamo a fare un discorso breve anche per lasciare al professor Bassani e ad Alessio Morosin il tempo che meritano. Io parlerò pochissimo come mio gusto. Abbiamo grandi spunti questa sera. Abbiamo una serie di amministratori. Per me ogni volta, devo dire, dal maggior consiglio in poi è un'emozione fortissima, perché da 30 anni coltivo una certa cultura, una certa storia, certe idee, e vedere che vi sono amministratori che si mettono in gioco nel rappresentare la propria popolazione per un'idea purtroppo ancora considerata ai margini da molta parte dell'opinione pubblica, mi emoziona per il coraggio, ma soprattutto perché ho la presunzione di pensare che loro siano, alcuni consapevolmente, altri inconsapevolmente, semplicemente il portato di una grande tradizione plurisecolare. Perché vedete, quando nella Repubblica Veneta si votava qualunque cosa, si ballottava sempre tutto, le magistrature, le leggi. Qualche cretino può osservare, ma erano degli aristocratici, il popolo non aveva il potere. Dove si che aveva il potere il popolo? Voglio domandare fino al XVIII secolo, perché è una domanda che faccio spesso senza risposta. Non riesco a comprendere questa decontestualizzazione, no? Diciamo che in un mondo di monarchie assolute, di poteri forti assoluti, che anzi vanno assolutizzandosi nel tempo, perché nel XVIII secolo abbiamo, tra il XVII e il XVIII secolo, abbiamo la massima espressione delle monarchie assolute, che poi si costituzionalizzano con fatica con le rivoluzioni, eccetera, mentre dal XI secolo, dal X secolo, nella Repubblica Veneta c'è una condivisione del potere molto allargata. All'interno dell'aristocrazia, rappresentata anche da 2000 persone nel maggior consiglio, che non è poco, che erano nobili di nome, ma di fatto rappresentavano poveri, ceto medio, ceto elevato, e infatti si chiamavano fino al Settecento nobiltà senatoria, i più ricchi e quelli che ambivano alle cariche più importanti, nobiltà dei 40, cioè di quarantia, quelli che ambivano alle cariche giudiziarie di metà, e Barnaboti, perché vivevano nella contrada di San Barnaba, dove i appartamenti costavano poco, i nobili poveri, e c'era sempre un conflitto politico molto forte, una presentanza molto forte, ma non finiva lì. Certo, i grandi temi venivano trattati lì, ma tutto era collegiale: le scuole d'arte, le scuole grandi, gli ospedali, le confraternite, perfino le confraternite, pensate un po' dei carcerati, c'era la confraternita all'interno del carcere, tutto era collegiale, tutto si votava, tutto era condiviso, non c'era l'uomo forte, la figura dell'uomo solo al potere, dell'uomo sul cavallo bianco. Nei Veneti questo era sconosciuto. Probabilmente era un portato dell'antica civiltà veneta, che infatti non ci lascia testimonianze di grandi monarchi, di grandi dittatori, di grandi comandanti, ci lascia testimonianze di un popolo che viveva in pace, alleato dei Romani, con un trattato di amicizia, non di societas con i Romani, e che aveva la caratteristica di vivere in pace fino a che, come diremmo in modo più spiccio, non gli rompevano le scatole, perché allora entrava in guerra. Ma non era un popolo bellicoso, era un popolo, ripeto, di cui nemmeno dagli scavi archeologici ricordiamo grandi capi, cioè il culto della personalità era escluso. Purtroppo poi noi veniamo invece da 200 anni di tradizioni diverse, in cui il culto della personalità è stato ampiamente coltivato, da un imperatore francese a un imperatore austriaco, a Casa Savoia, a presidenti della Repubblica, al duce, a grandi condottieri conducatores di sinistra, l'uomo forte al potere. Questo ci ha corrotto le menti. La seconda opportunità è di avere interlocutori, non me ne voglia, ne parlerò con grande affetto perché ho ammirato il suo senso di democrazia, come il giovane, mi permetto di dire, sindaco di Tombolo. È un'opportunità straordinaria, perché abbiamo un uomo giovane che rappresenta una popolazione ufficialmente dal punto di vista amministrativo, dal forte accento veneto, che viene qui e dice: attenzione, io
sono in dissenso su molte cose, ma difendo la democrazia. E quindi questo è già un valore importantissimo che ci ha manifestato e per il quale gli siamo tutti grati. Che però è l'espressione, ripeto, per quello dico nomine vostra, lo dico davvero, mi creda, con affetto, no? La prenda con affetto, di molta parte del Veneto attuale. Cioè c'è una forte pulsione verso la propria terra, una forte attrazione verso quel simbolo di fondo che viene dal cuore, perché 1100 anni che si buttino via come una sigaretta fumata. Però alle spalle manca tutto. L'Italia si è ben guardata da raccontare la nostra storia nelle scuole. Come ha detto un amministratore prima, eccolo lì, non mi è stato raccontato niente, e quando ho sentito qualche cosa, perché attenzione, qualche cosa, perché 1100 anni mica si raccontano così, mi sono sentito orgoglioso. Ecco, questo orgoglio è stato negato a generazioni e generazioni di veneti, e non è un'operazione casuale, è un'operazione, come direbbe un penalista, quelli sono ad olo specifico, cioè proprio mirata, scientifica, che poi non è che sia scientifica nel senso che si mettono a tavolino a farla, è una volgare, una volgarissima, dittatoriale decisione politica di vecchio stampo. Abbiamo scelto una addirittura che è quella dell'impostazione risorgimentale unitaria, non c'è spazio per altro. È una scelta che fecero nell'Ottocento, quando invece di seguire il Cattaneo ed altri in alcune loro indicazioni che volevano valorizzare le culture locali assieme alla cultura nazionale, decisero di azzerare le culture locali, probabilmente per far felice Carlo Savoia, la Sani magari potrà essere più preciso di me, per far felice una monarchia che voleva scopiazzare le monarchie degli stati assoluti come la monarchia francese, come non lo so. Fatto sta che scelsero questa strada e ad essa sono fedeli e continuano ad esserlo sempre di più, nonostante siano siano alla testa di una situazione allo sfascio. Allora, cosa fa adesso? Io non faccio politica, io faccio l'osservatore anche giuridico. Cosa sta facendo Renzi dei suoi sodali? 20 materie di competenza regionale ritornano allo Stato. Lo Stato può legiferare anche nelle materie di competenza esclusiva delle regioni in nome dell'unità nazionale. Non esistono più, ve l'hanno detto i sindaci, le tesorerie sono state cegrate, eccetera. Hanno inventato il Senato delle Regioni con la truffa di dire: volevate l'autonomia, eccola qua, vi abbiamo dato il Senato delle Regioni, quindi così siamo quasi uno Stato federale. Un Senato con senatori eletti da nessuno, con 5 senatori a vita. Questa è stata veramente bellissima, perché 100 senatori, 95 di cui 5 ancora eletti dal Presidente della Repubblica. Quale può essere la logica di 5 boiardi di Stato eletti all'interno di un Senato federale? Proprio non si riesce. La cosiddetta clausola di supremazia, quindi un'operazione centralista che questi 4 fascistelli di tardiva memoria stanno portando a termine nel silenzio più assoluto. D'altronde, come è stato già osservato, sono gli stessi che non sono eletti da nessuno, nel silenzio più assoluto, come è accaduto in tutte le dittature, facendo, per carità, paragoni, attenzione, non sto dicendo che sta andando al potere Hitler o Mussolini, no? Sono dei piccoli dittatori di basso cabotaggio, continueranno a fingere che siano in democrazia, quindi continueranno a farci sentire tranquilli, sereni, continueranno a farlo, non prenderanno mai il potere in un certo modo, però lo stanno facendo nel silenzio assoluto, con la cooperazione della stampa, come è accaduto con la marcia su Roma, come è accaduto nella notte dei lunghi coltelli. Loro continuano, vanno avanti così, ma italicamente, così simpaticamente, con qualche battuta in toscano, qualche scemenza in inglese, continuano così. E loro adottano questa politica che in fondo è la politica che è sempre stata adottata. Quando il sindaco di Tombolo dice: noi eravamo poveri, caro sindaco, noi eravamo poveri grazie a loro, perché noi eravamo ricchi. E questa non è una battuta, eravamo uno degli stati più ricchi d'Europa fino al 1797, fino all'arrivo di un certo Napoleone Bonaparte, il quale ha azzerato lo Stato, che le diranno: ma era decadente. Scusi, l'Italia dell'8 settembre del 1943 forse non era decadente? Sì, infatti non era decadente, era decaduta, non esisteva più, non c'era più. Qui non è una questione di decadenza, qui è una questione di una società che ancora era ricca, con tradizioni plurisecolari, millenarie. Era ricchissima, perché quando lei vede le industrie, per esempio tessili del Vicentino,
se lei va a vedere la storia, affondano le radici nell'imprenditoria voluta dalla Repubblica Veneta. Se lei va a Bassano, l'industria della ceramica voluta dalla Repubblica Veneta, sa come faceva la Repubblica Veneta? Dava finanziamenti a fondo per tutto all'imprenditore che riteneva di valore, dava esenzione dai dazi per 20 anni e lì, guarda caso, chissà come mai l'imprenditoria si sviluppava e andava avanti, magari come è successo a Novi a Bassano, per 3 secoli, per 4 secoli, cosa che in questa situazione non può accadere. Il 70% del prelievo fiscale dove sarebbe stato accettato? Si dice, l'ho detto tante volte, che ai servi della gleba non venisse sottratto più del 50% perché vi era il timore dei volte, quindi il cosiddetto servo della gleba aveva una sottrazione inferiore a quella che abbiamo noi. Cioè noi stiamo accettando delle cose assolutamente incredibili in nome di che cosa? Non si sa. Di un'ideologia nata come e quando. Napoleone Bonaparte arriva e porta il tricolore. Porta quel tricolore lo stesso che sventola oggi, non so se lei lo sa, ma il tricolore che lei probabilmente apprezza è lo stesso della Repubblica Cisalpina, proprio identico. Il vostro presidente, qualcuno ha detto il vostro presidente della Repubblica al Quirinale tiene una bandiera come rappresentanza del presidente della Repubblica voluta da Carlo Azeglio Ciampi, più o meno con il tricolore romboidale rettangolare. È il tricolore della Repubblica Italiana 1802-1805, presidente Napoleone Bonaparte, che poi fu mantenuta così com'era col Regno d'Italia, con l'Aquila al centro. Insomma, il simbolo di un vassallaggio senza fine, di uno scimmiottamento di istituzioni, parlo da veneto naturalmente, non da italiano, che non erano nostre. Noi abbiamo una lunga tradizione di parlamentarismo, primo Parlamento, maggior consiglio al mondo, 1140, ben prima degli inglesi, viene fondata una democrazia di carattere parlamentare. Prima della serrata del maggior consiglio, e cioè dell'unione dell'acquisizione del potere all'aristocrazia, che è del 1297, 1140 parlamentarismo. Primo processo pubblico e orale, cosiddetto dibattimento, processo accusatorio, qui nel Veneto, a Venezia. Insomma, 500.000 imprese, 21 miliardi di residuo fiscale. Io prima sentivo qualcuno poverino che doveva dire, costretto a dire 1 miliardo e non so quanto, e 400 milioni da tenuto a Roma, ma ne rubano 21 miliardi ogni anno, sindaco, 21 miliardi nostri. Dove trova una realtà del genere al mondo occidentale? Lei lo sa che la Baviera ha il triplo di abitanti del Veneto, ha 15 milioni di abitanti contro i 5 nostri, e dà allo Stato federale 3 miliardi di euro e ancora si lamenta, e hanno un vincolo di destinazione perché i bavaresi decidono dove vanno quei soldi. Ma quale inciviltà stiamo difendendo? Quale? Di fronte a quella storia. La nostra è una storia locale, la loro è una storia locale. Noi eravamo in Istria, in Grecia, in Dalmazia, nel Mediterraneo, loro ci hanno chiusi in un piccolo confine, in un piccolo paese, in un provincialismo senza fine, dal quale non ci vogliono fare uscire. Ha detto prima Fabio, noi guardiamo l'Europa e noi saremmo aperti all'Europa, non chiusi. Le imprese venete sono già in Europa, non abbiamo bisogno di vincoli di alcun tipo. E allora ditemi, perché siamo ancora qui? Perché esiste Dante? Ma a me piace Dante, mi piace Firenze, mi piace Roma, mi piace la lingua italiana, sono un appassionato di lingua italiana. Questo cosa vuol dire? Che devo farmi fottere la dita a me e a tutti i miei